E le vostre aspettative son quelle di fare un buon risultato. Lo dicono i numeri. Alle regionali del 2020 avevamo il 3,5%, alle politiche del 22 il 6,7%, alle europee del 24 l'8,6% e quindi andremo sicurissimamente in doppia cifra. Ma perché lo dicono le elezioni regionali? Le elezioni regionali Forza Italia prende di più che noi politiche alle europee. E in tutte le regionali degli ultimi anni, dalla Umbria alle Marche, alla Val d'Aosta, alla Calabria, me ne scappa che qualcuna, Forza Italia è sempre salita. Forza Italia che punta su Gian Antonio Darè, che lei ha definito un candidato libero. Allora, io ho Gianantonio Darè e altri 8 candidati e candidate, c'è anche il sottoscritto che diciamo fa il portabandiera. Tony gli abbiamo dato posto in lista perché era giusto che una persona che ha grande esperienza amministrativa di governo, come indipendente, perché è chiaro che non è uno storico di Forza Italia, quindi come indipendente, avesse la possibilità di correre. E il mal di pancia provocato da questo potrebbe esserci all'interno del partito? Ma io non credo che all'interno del partito ci sia nessuno di pancia perché il compito che ha Flavio Tosi, e lo stiamo facendo insieme ai nostri coordinatori, qui abbiamo Fabio Chies e Cristina Andretta come vice, è quello di rendere il partito il più competitivo possibile, quindi fare le liste anche il più plurali possibile. Gente di sinistra no, poi apprende con tutto rispetto, ma persone che la pensino come noi, che però possano allargare il consenso di Forza Italia. Senta, ma è la Lega che aveva chiesto alla Liga di non candidare da re? Da voi ha questo qualcosa quando l'avete... È un rapporto diverso francamente. Noi sappiamo che in lista della Lega, come in lista dei Fratelli d'Italia, ci sono persone che nel tempo sono state di Forza Italia, ma nessuno diciamo non puoi mettere in lista qualcuno perché un tempo era di Forza Italia, e lo stesso vale degli alleati verso di voi. Forza Italia che accoglie sempre più rappresentanti della Lega ultimamente. Noi siamo un partito attrattivo, appunto. Noi non stiamo perdendo rappresentanti, ma stiamo acquisendo rappresentanti. C'è stato un momento in cui Forza Italia ha donato sangue a tanti alleati, adesso Forza Italia, che è un partito appunto attrattivo di crescita, riporta degli amministratori e dei dirigenti all'interno, quindi è un buon segno. Domani Flavio Tosi è in regione. Cos'è la prima cosa su cui lavora? I temi sono sanità e sociale, in particolare liste d'attesa da una parte e liste d'attesa che dall'altra, perché le case di riposo per 10.000 anziani, che vuol dire anziani gravemente non autosufficienti, perché in casa di riposo oggi entri solo se gravemente non autosufficiente, sulle famiglie, che vuol dire sia da un punto di vista economico, ma anche se poi magari ci sono patologie neurologiche, dal punto di vista anche della sostenibilità del rapporto familiare diventa complesso. Il tema infrastrutture, perché bisogna continuare a rendere competitivo il Veneto. Tema sburocratizzazione, perché da un punto di vista delle norme urbanistiche, delle norme ambientali e anche per quanto riguarda l'agricoltura, bisogna semplificare e rendere più attrattiva la nostra regione per gli investimenti.